La notizia dell'ultima ora, possiamo dire, in fatto di Akragas, è che sabato da Agrigento partirà una delegazione per Teheran al fine di definire la questione che riguarda la società biancoazzurra. Pronti a partire sono l'avvocato Enzo Caponnetto e il presidente dell'Akragas Silvio Alessi. La decisione di recarsi in Iran lascia presupporre che ci sia un reale interesse da parte della cordata iraniana a subentrare nella società agrigentina. La profonda crisi che interessa la società biancoazzurra potrebbe quindi avviarsi verso una soluzione positiva grazie all'ingresso al vertice proprio degli imprenditori iraniani, i quali, come prima mossa, punteranno sicuramente sul mercato per dare alla squadra il supporto di qualche giocatore di esperienza che possa aiutare a conquistare la salvezza. Inutile dire che così restando le cose non si arriverà da nessuna parte, considerando tra l'altro che attorno ai giocatori ritenuti migliori c'è aria di smobilitazione, a cominciare da Lorenzo Lonco, l'eroe della salvezza, che l'ambiente biancoazzurro si augura possa rimanere a vestire a lungo la maglia. Adesso, dopo la notizia della missione di sabato, la speranza tra i tifosi si riaccende ed è la speranza di poter riabbracciare la squadra tra le mura amiche senza più partite in esilio e senza più lo stress che ha accompagnato l'Akragas fin qui. Naturalmente nel bel mezzo della vicenda ci sarà da affrontare il Monopoli, gara in programma domenica a Siracusa, dove l'Akragas continua a scontare la maledizione dell'esilio.